A Treviso c'è la possibilità di fare un doppio regalo per questo Natale così diverso dagli altri, acquistando un dono rigorosamente local e dando un aiuto concreto alla Lilt. Torna infatti anche quest'anno, nonostante le tante difficoltà legate al Covid, il gioco dell'oca in salsa trevigiana che ha spopolato lo scorso anno durante le feste. Ecco il Gioca trevisana di quest'anno, la confezione con il tabellone, il pit stop, con le tradizioni del nostro territorio, dal tiramisù al prosecco e le penalità, spunta la casella con la mascherina. Quest'anno al posto dei bigui ci sono i subiotti. Quest'anno abbiamo pensato di fare i subiotti, che è appunto questo maccheroncino rigato, e di abbinarlo, sempre rimanendo in territorio, abbinarlo ad un ragù d'oca e ai carciofi. La ricetta è ancora una volta della food blogger trevigiana Angela Maci, tanti professionisti della ristorazione locale coinvolti. L'anno scorso ha avuto un successo discreto, anzi se ce ne fossero state altre da vendere avremmo tirato su ancora più soldi. Quest'anno siamo molto felici di aver partecipato ancora, cerchiamo di venderne ancora di più. L'iniziativa è ideata dal Pastificio, laboratorio di comunicazione trevigiano. Per aderirvi basterà recarsi in uno dei 6 punti vendita tra Armana, Naneti, Equilibri, Il Cantiere, Dalfredo e Etto. È una categoria in difficoltà, è una categoria che ha un ruolo sociale estremamente importante, oltre che economico ovviamente, e quindi è anche, come dire a loro ci siamo. E loro hanno detto anche loro ci siamo, perché loro hanno aderito e venderanno presso le loro strutture la pasta. L'iniziativa andrà a sostenere un progetto ambizioso della Lilt, un regalo che potrebbe davvero rendere questo Natale ancora più autentico. L'abbiamo nominata intrecci unici di prevenzione e riabilitazione. All'interno ci saranno 6 ambulatori per la diagnosi precoce del tumore al seno, per la diagnosi precoce del melanoma, per l'attività di assistenza psicologica ai malati e ai loro familiari che ne facciano richiesta,